Orzo! Oro! Orzoro. Oggi nel bosco abbiamo staccato un ramo da un albero per fare una capanna. Non dovevate staccare il ramo dall'albero. L'albero, così come i fiori, il ruscello, gli uccelli, ha un suo posto e un suo compito preciso nel bosco. E il bosco ne ha bisogno come noi abbiamo bisogno delle cose che ci circondano. Per esempio, immaginiamo che improvvisamente non ci siano più le scarpe. Ognuno si arrangerebbe a modo suo. Il commesso viaggiatore camminerebbe su morbidi cuscini. I giocatori di calcio infilerebbero i piedi in palloni di cuoio. C'è poi chi usa scatole di conserva. Naturalmente per toglierle usa l'apriscatole. Oppure c'è chi si infila un paio di piccioni ai piedi. Mentre i più sportivi camminano sulle mani. Ma c'è chi, approfittando dell'altrui generosità, coglie l'occasione per fare nuove amicizie. No, ogni cosa ha un suo compito preciso, soprattutto quando è utile e buona. I fiori nel bosco, gli uccelli nel nido, i campi d'orzo. Solo Orzoro è Orzoro. Tutto orzo, tutto oro. Orzo maturo. La freschezza della natura nella colazione del mattino te la dà Orzoro. La confezione col campo giallo. Orzo maturo.